Ci troviamo nei nuovi campetti da tennis in terra battuta dello Sporting Bellavista di Porto Empedocle. I ragazzi si stanno preparando in vista del campionato. Per fortuna posso dire che è nato un nuovo circolo composto da campi in terra battuta, attualmente ne abbiamo 3 già operativi e nel progetto c'è anche di mettere in funzione 2 campi in enduro. Questo insomma, permetterà a noi che amiamo questo sport di poterlo praticare in più superfici e con una possibilità di una struttura che ci permetterà di rendere la qualità del nostro insegnamento sempre migliore. Come finalità noi faremo attività che promuove questo sport che insomma, amiamo tantissimo, che è il tennis, cercando di coinvolgere quante più persone possibili, dai bambini piccoli di 4 e 5 anni, perché per fortuna il tennis è cambiato, perché sono cambiati i materiali, sono cambiate le palline, le racchette sono molto più piccole e leggere, quindi dico è alla portata di tutti. Viene proposto sotto forma di gioco, la federazione ha imposto dei programmi didattici che io sto sposando in pieno perché sto riqualificando la mia posizione professionale, quindi dico la finalità è quella di promuovere il tennis ad ampio raggio, dai piccoli fino ai grandi. Come è strutturata la scuola? Allora, la scuola è strutturata facendo sia una parte di tennis sui campi, che è una parte altrettanto fondamentale che in passato non si è mai fatta, è quella di abbinare al tennis la preparazione fisica. Abbiamo una istruttrice che sta prendendo il brevetto, cioè si sta specializzando nella preparazione fisica proprio adatta al tennis, perché la federazione sta organizzando dei corsi specifici e quindi faranno ogni volta che vengono qui ragazzi di qualunque età, di qualunque livello, perché abbiamo diversi livelli dai principianti ai già quasi agonisti, e faranno sempre sedute di tennis abbinate all'attività motoria. Quali sono i campionati che vedranno impegnata la nuova struttura? Allora, questa nuova struttura vedrà la scuola tennis impegnata nei campionati giovanili, mentre i senior saranno impegnati nel campionato di 3 maschile e femminile con l'ambizione di andare al D2.